Sarà sottoposta a perizia psichiatrica Martina Patti, la 23enne sospettata dell'uccisione di sua figlia Elena di 4 anni. Ad anticiparlo è stato il suo legale Gabriele Celesti, che sulle condizioni della sua assistita non si sbilancia. L'avvocato si limita a dire: ci sono anche altre vittime in questa tragedia, i nonni materni sono sconvolti, hanno perso una nipote che era come una figlia e una figlia che è in carcere, è un fatto che ha stravolto la loro vita. L'avvocato difensore attende di acquisire gli atti e di incontrare la sua assistita durante l'interrogatorio di garanzia. L'accusa è di omicidio premeditato, pluriaggravato e occultamento di cadavere. Dinanzi al giudice delle indagini preliminari la strategia difensiva sarà quella di una perizia psichiatrica, individuato da parte della famiglia di Martina Patti lo psichiatra Antonino Terranova. Noi faremo accertamenti del caso con uno specialista per vedere se ci sono rilievi di profilo psichiatrico che possono aver influito sul fatto, spiega il legale Gabriele Celesti. La procura ritiene invece che la donna abbia agito in maniera lucida. Non è stato ancora deciso il giorno dell'autopsia, che dovrà chiarire molti lati oscuri della vicenda. Sarà certamente effettuata prima della fine della settimana. E adesso si sospetta pure che possa aver avuto un complice, qualcuno che sapeva o intuiva e l'ha coperta. I primi punti da chiarire sono il luogo del delitto e l'eventuale responsabilità di altre persone o nella commissione dell'omicidio o nell'occultamento del cadavere. Nel campo in cui la bimba è stata uccisa iniziano intanto ad accumularsi fiori, qualche giocattolo, biglietti d'addio. Dal vescovo Monsignor Luigi Renna arriva un appello: per onorare al meglio la piccola Elena non si deve continuare in un clima di vendetta e di astio, ma in questo momento fermiamoci, riflettiamo e preghiamo. Provati, sconvolti, i familiari dell'ex compagno della donna nelle ultime 24 ore hanno avuto parole durissime per la giovane mamma. La nonna paterna in lacrime afferma: la madre l'aveva picchiata, dovevamo toglierla dalle mani. Elena è stata con noi lunedì. Ha trascorso la sua giornata qui con i compagnetti, con le sue maestre. Ci ha raccontato che la sera prima era stata dai nonni, aveva dormito dai nonni, infatti la mattina è arrivata accompagnata dalla nonna paterna, tranquilla, una bimba socievole, affettuosa. Per noi la giornata si è svolta in maniera normale, anche alle 13 quando è venuta a prenderla la mamma, Martina, per noi era tutto nella norma, l'abbraccio che ha creato tanto stupore sui social, per noi è normale. Ne so quanto voi, ditemelo voi, ditemi voi quello che è successo nella mente di una mamma. Ma la mamma era in grado di fare una cosa del genere? Io non ci ho creduto fino a poco fa, quando sentivo i carabinieri che annunciavano cose del genere, ho detto: ma che state dicendo? Che state dicendo? Sua moglie ci diceva di questo rapporto bellissimo che avevate con vostra nipote. No, un rapporto meraviglioso, ci adorava. L'abbiamo cresciuta, ci adorava. Da sempre l'abbiamo cresciuta. Ma non andavano d'accordo i genitori? Avevamo deciso di lasciarsi, come tutte le coppie di questo mondo. Ma noi in totale armonia, la portava a casa, stava con noi, stava con loro, nessun problema. Quindi perché questo rapporto è dovuto a che cosa? Non ve lo so dire, come lo sapete voi so io, non ve lo so dire. Che tipo era lei? Non se lo spiega. La Che tipo era lei, la ragazza? Un tipo abbastanza chiusa, questo sì, molto chiusa. Non avevo mai avuto un dialogo proprio completo, perché diceva due parole, ma perché la ragazza è chiusa, vabbè, per carità. Poi mi sembrava una brevissima ragazza. È vero che c'erano delle liti perché la bimba voleva rimanere con voi mentre la madre tendeva a portarsela? No, ma non tanto, poteva succedere qualche volta, magari stavamo giocando, mi diceva: nonno, portami un negozio a comprare il regalo, sta avendo la mamma, no, allora non ci voglio andare perché era pazza per i regali, ma cose di bambini. Quindi noi... Se le era venuto il dubbio nei giorni scorsi, qualcosa che non le tornava nel comportamento? No, no. No, niente, tutto Nemmeno da normale. Alessandro? No, che lei, no, Alessandro l'ha difesa, mio figlio l'ha difesa fino a poco fa che i carabinieri davano illazioni strane, mio figlio l'ha difesa, state scherzando, dice. Assolutamente, Lei ci ha dice. creduto alla storia dei 3 incappucciati che portavano via la bambina? A questa storia non ho creduto tanto, perché mi sembrava folle. Poi rapimento, non lo so, io non mi intendo, i carabinieri mi dicono che a Catania non hanno mai rapito una bambina. Quindi giusto hanno cominciato con mia nipote, mi sembrava strano, ma mi sembrava altrettanto strano che fosse mia nuora, diciamo, ad aver fatto una cosa del genere.